Ancora turismo da Perarolo di Cadore, in passato un florido centro di commercio legato al legname che cerca un rilancio. Antonello Profitta. Fatica, laboriosità ed ingegno. Il documentario dell'Istituto Luce offre l'eloquente testimonianza di cosa racchiudesse Perarolo di Cadore, centro di commercio, raccolta e smistamento del legname dal Lampezzo e dal Comelico per Venezia attraverso le vie fluviali. Resta solo un modellino in legno dell'antico cidolo, le nuove tecnologie, la ferrovia, le strade. Per dirla con le parole di un vecchio residente riportate nel museo, il progresso ha fatto morire Perarolo, che oggi però, anche se solo con 380 abitanti, è convinto di potersi risollevare e manda piccoli ma significativi segnali. Questa piccola cella museale, perché il ricordo del passato è quello che ci permette di programmare il presente per poi andare verso il futuro. Credo sia importantissimo ritornare un attimo alle origini, sia per riscoprire una propria identità, sia anche per programmare attività economiche. Sul dove indirizzarsi il sindaco non ha dubbi. La riconversione non può essere che di carattere turistico da una parte e riscoprire le radici agricole dall'altra. Non si può certo pensare a un turismo di massa, piuttosto puntare sulla qualità dell'offerta in ambiti specifici. Dal punto di vista naturalistico sono tante, noi abbiamo tra l'altro un'area wilderness, penso la più grande a livello europeo, oltre che nazionale, dove l'uomo può ritrovare quel connubio che ha perso, che è con la natura.